Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Un altro tassello va a inserirsi nella fase di lancio della prossima programmazione comunitaria della Sicilia 2021-2027. Al termine del lungo periodo di gestazione, infatti, durato 2 anni, in cui ha inciso anche lo stallo legato alle criticità di programmazione determinate dalla pandemia, la Regione ha inviato a Bruxelles il documento relativo alla prossima programmazione comunitaria che vale 5,86 miliardi di euro assegnati nell'ambito del bilancio della politica di coesione 21-27. Sono state definite le prescrizioni relative alla pianificazione degli investimenti nel settore ambientale e la Commissione ha specificato la coerenza con i singoli strumenti costituiti dal piano energetico e dal piano rifiuti. Si rafforza con il potenziamento della rete oncologica siciliana il patto di salute tra il sistema sanitario regionale e i cittadini. La svolta con l'offerta di nuovi percorsi terapeutici e nuovi servizi alla popolazione è stata presentata oggi a Palermo allo Steri nel corso di un seminario organizzato dalla Regione tramite l'assessorato della salute. Questo quanto si apprende in una nota diffusa dalla Regione siciliana. La stazione marittima del Porto Nuovo di Mazara del Vallo nel Trapanese è stata vandalizzata. La struttura prefabbricata che doveva servire per accogliere i passeggeri da imbarcare sulla nave per Pantelleria è stata acquistata e installata dalla Regione siciliana ma non è mai entrata in funzione. Ignoti sono entrati in azione nonostante la stazione marittima si trova all'interno di un'area recintata e di competenza della Capitaneria di Porto. Sono state rotte le porte, divelte alcune finestre e messe a soqquadro le sedie che si trovano all'interno. Infine a Catania, dove l'amministrazione comunale ha assegnato al Catania SSD la gestione e la conduzione del campo di calcio Onesima e delle annesse strutture a conclusione di una procedura a evidenza pubblica in cui la società calcistica del capoluogo etneo è risultata essere l'unica partecipante. L'iniziativa si inserisce in un piano di esternalizzazione degli impianti sportivi cittadini di proprietà comunale. L'assegnazione al Catania dell'impianto di Onesima avrà la durata di 10 anni, rinnovabile per lo stesso periodo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.